A dire il vero, l'inizio della gara non è stata dei migliori per l'Akragas, che doveva fare i conti con un eloquente striscione in curva sud con la scritta Deni vattene, un forte affronto che ha sottolineato i cattivi rapporti della tifoseria nei confronti dell'attuale società, in un momento molto delicato per i colori biancazzurri. Morale della tavola: il patron Deni lascia anzitempo lo stadio, con i tifosi che contestano apertamente la squadra per tutti i 90 minuti. Ed in questo clima tutt'altro che distensivo, la Akragas e Enna hanno iniziato ad affrontarsi con un umore decisamente opposto. Ne ha sofferto parecchio la compagine dei Templi che, sicuramente demoralizzata, ha esibito una prestazione opaca, a tratti confusionaria, ponendo spesse volte il fianco alle folate offensive degli ospiti. Primo tempo giocato prettamente a centrocampo, che ha lasciato quasi del tutto inoperosi i rispettivi portieri. Solo al quarto l'Akragas va vicino al vantaggio, ma Palazzolo sotto porta di testa sbaglia mandando sopra la traversa. Risponde Lenna al 19° con Nardella, il cui tiro viene neutralizzato senza problemi da Dregan. Poche azioni e tiri di ordinaria amministrazione, senza sussulti per entrambi i guardiapali. Dal secondo tempo al 50° l'azione che decreterà la vittoria ennese. Barile approfitta di un pallone di una mezza dormita della difesa biancazzurra, supera con un pallonetto di Rienzo che cercava di contrastarlo. Il pallone sbatte sul palo opposto e poi termina beffardemente in fondo al sacco. Cala il silenzio da parte del tifo locale, mentre alla del Seneto si sentono solamente i supporters neroverdi che esultano e festeggiano. Non succederà più nulla sino alla fine del copioso recupero di ben 7 minuti oltre il 90°, e mentre i tifosi ospiti festeggiano con i propri beniamini, quelle acragantini masticano amaro, contestandole apertamente. Dopo 12 giornate l'Akragas rimane ultima in classifica a quota 7, a -3 dai play-out e a -6 dalla quota salvezza. Adesso tutti si chiedono: ci saranno a breve delle novità? L'aria che tirava dentro gli spogliatoi era molto pesante, con i calciatori biancazzurri che si attardavano nel proprio stanzone, idem per quanto riguarda il tecnico Calogero Bonfatto. Fuori lo stadio centinaia di supporters agrigentini in attesa di possibili sviluppi, e domenica arriva il Paternò per un'altra domenica passione. Akragas in silenzio stampa, gli unici a parlare sono stati invece gli ospiti dell'Enna. Allora Peppe, fra le caratteristiche e le componenti che avevi chiesto alla vigilia c'era anche quella di un grande carattere. Credo che oggi sia emerso tutto. Sì, la squadra è stata combatta dal primo al 90°, ha concesso quasi nulla agli avversari, ha concesso 3-4 palle importanti, ha creato 3-4 palle importanti, una di queste Barile è stato bravo a concretizzarla, e poi abbiamo tenuto il risultato fino alla fine, che per noi oggi era vitale, fondamentale, perché siamo venuti a giocare in un campo ostico. Basta vedere i risultati che in questo stadio ha fatto l'Agrigento, non sono riusciti a vincere neanche la Scafatese e la Regina, quindi la difficoltà della gara era tremenda, però i ragazzi veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno meritato questa vittoria, che ci fa fare un balzo in avanti in classifica importante e che dà continuità ai nostri risultati. E in un campo dove oggettivamente non era facile anche giocare la palla, però nonostante questo, insomma, vi siete adattati, voi che siete una squadra molto tecnica, insomma, avete anche messo in campo altre armi. Ma è quello che dico ai ragazzi: non basta la tecnica per fare punti, sono loro poi che vanno in campo e fanno la differenza, quando hanno la voglia di sacrificarsi uno per l'altro, quando non hanno paura, quando hanno il coraggio di cercare la giocata, ma anche quando hanno voglia di sacrificarsi e di soffrire. Oggi l'hanno fatto fino alla fine e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi per noi.